Insomma, dobbiamo dare una lustrata, una ripulita al marchio Spatola Stucchi, perché 18 anni fa abbiamo cominciato con questo marchio, Pippo? Certo. When I was young, Mi quando ero giovane. mi ricordo anche quando ci specchiavamo sul coso, no? Sul famoso muro famosissimo. lucido. Perfetto. Quindi 18 anni fa cosa è successo? Abbiamo fatto partire questo progetto con un catalogo sontuoso, questo qua. Come giustamente dice mia figlia Sheila, che rappresenta il futuro di Spatola Stucchi, mentre io e Pippo rappresentiamo il passato, era un po' ingombrante questo catalogo, però estremamente rappresentativo perché in quel momento questo prodotto era assolutamente di nicchia. Poi da lì, con lo sviluppo, la crescita, i consumi, abbiamo fatto della ricerca e siamo andati verso nuovi colori, ma soprattutto nuovi formati. E questo è un formato di distribuzione che abbiamo fatto negli anni successivi. E via, siamo andati avanti. Qui abbiamo fatto, penso, nel 2000 questo bellissimo catalogo che raccoglieva sia una rivista che dei campioni molto rappresentativi di Spatola Stucchi. Questa è un pochino la nostra storia, no? Adesso, 18 anni, arriva la maturità, quindi ecco che dobbiamo fare anche un passo di qualità per andare verso il futuro. Cioè, ci stiamo preoccupando con l'inserimento di Sheila che ha portato un po' di fresche idee, abbiamo pensato di dare futuro ai prossimi 18 anni. Ed ecco che dobbiamo ritoccare, per poter dare futuro ai prossimi 18 anni, leggermente il marchio. Ed ecco qua cosa stiamo facendo. Questa è la nuova immagine. Questo è il nuovo catalogo che abbiamo chiamato Emotional, perché oltre che raccontare i colori, fa emozionare in qualche modo, perché comunica in un modo diverso. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, qui la copertina già è cambiata, ma soprattutto è cambiata la forma grafica. Quindi questo era il marchio di prima, un po' più elaborato, arzigogolato, e questo è il marchio di oggi, più pulito. L'equivalente di questo marchio, nuovissimo, eccolo qua. Quindi nel prossimo catalogo convenzionale avremo questa copertina e questa immagine. Anche questa è più pulita. Molto bella. Beh. Nonostante questi sono sempre stati il massimo, ogni volta che tu tiri fuori qualcosa ci stupisci. È pagato, è un commento pagatissimo. No, come dici tu, la storia li ho visti tutti. Quindi... Siamo a posto, perfetto. Niente, quindi illustriamo questo catalogo. Questo qui è Emotional. Ci comunica in questo caso una caratteristica di Spatola Stucchi che ci ha accompagnato in questi 18 anni e l'ha fatto diventare un prodotto vincente di grande qualità, che è la sua naturalezza, la sua ecologicità. Termine che non mi piace, ma che in questo momento è estremamente attuale. Noi 18 anni fa avevamo già il prodotto più ecologico, Spatola Stucchi, e qui lo presentiamo, lo evidenziamo su indicazione di Sheila che sensibile a quelli che sono le spinte attuali, vuole evidenziare questo aspetto del prodotto, che c'è da 18 anni. Questo mi fa orgoglioso perché già 18 anni fa ero avanti su questo tema della naturalità del prodotto. Quindi qui parliamo di pietre, marmi e acqua, forza e maestria dall'artista decoratore, il muro naturale molto evidenziato per l'uomo.
E qui entriamo invece nella immagine del prodotto. La prima immagine è ancora la Sheila, che appunto racconta personalmente questo concetto sotto il tema Loving Eco Living, cioè ci piace vivere in modo ecologico, e giustamente sente questo muro naturale. Questi sono i colori di New York. Poi giriamo, troviamo un altro amico, il nostro Christian, che abbiamo usato anche lui come modello, che invece ci racconta che questo prodotto, essendo così liscio, non si sporca. Quindi non solo è facile da mantenere e dura molto nel tempo, ma non si sporca. Quindi non è lavabile, ma è non sporcabile. È un concetto molto interessante. E qui lo evidenziamo. Sui colori di New York invece abbiamo scelto un'immagine drammatica, un po' teatrale, un personaggio un po' fuori, un po' trasgressivo, fuori dagli schemi, che si riflette nel muro e giustamente ci dice, mi fa riflettere, che è un'altra grande caratteristica di Spatola Stucchi. La sua bellezza al traverso, tu la guardi di lato e vedi questa lucidità marmorea. Poi abbiamo quei colori del sole, qui invece abbiamo la freschezza di una bambina con un cane che giocano col muro e dicono questo muro è davvero resistente, perché difatti in 18 anni di esperienza sappiamo, per esperienza di rete, per esperienza dei nostri clienti, che Spatola Stucchi è davvero resistente. E poi qui abbiamo i colori classici, abbiamo scelto una bella signora che dice appunto è da 18 anni che sono con Spatola Stucchi e ancora come il primo giorno, la stessa passione, la stessa freschezza e la stessa qualità. E qui poi abbiamo una raccolta, una spiegazione dove il cliente che sfoglia questo catalogo viene poi indirizzato al catalogo per la scelta, perché poi questo serve per emozionare, ma poi dopo, quando uno vuole scegliere, ha a disposizione questo strumento, che è il nostro catalogo, che appunto nella sua ristampa verrà modificato con questa nuova immagine. Quindi abbiamo esaurito il tema, qualche domanda? Tutto a posto? Un po' di nostalgia? No, un po' di nostalgia sì, perché riguardando un po' tutti questi campionati qui, come dire, ritornare indietro nel pensiero mi vengono in mente tante cose. I capelli. Sì, i capelli che non ci sono più, i capelli che non ci sono più. Però lo spirito... la Sheila era piccola così. Sì, la Sheila mi ricordo che era veramente piccolina, che insieme a mio figlio faceva una bella coppia. E cosa devo dire? Che mi viene un po' di nostalgia. Ecco. Anche io sono passati 18 anni. Adesso non andare sul triste. No, certo. Però chiudiamo in bellezza e ritroviamoci qua tra 18 anni per fare il passo successivo. Cioè, tra 18 anni noi faremo l'immagine per arrivare al centenario. Ok? Questo è un bel augurio, vuol dire che... Grazie. Via. Grazie. Grazie.